Punto tamponi notturno preso d'assalto nella seconda notte d'apertura, tanto da indurre l'ULSS 2 a spostarlo dalla sede delle malattie infettive al Cafoncello all'ex dogana. Non ci aspettavamo 300 persone, oltre 300 persone, e quindi chiaramente 300 persone che entrano in malattie infettive. Se lei ricorda, abbiamo cambiato sede di malattie infettive proprio per evitare l'intasamento delle macchine nell'area ospedaliera dove devono passare ambulanze, eccetera. Per cui abbiamo deciso di spostare queste postazioni, anche potenziandolo ovviamente, all'ex dogana, partendo dalle 20 di sera fino alle 6 del mattino. All'ex dogana dunque ora sarà possibile eseguire il tampone in modalità drive-in sia di giorno che di notte. Per l'accesso notturno è necessaria la ricetta dematerializzata del medico di famiglia, del pediatra o della guardia medica. Delle oltre 300 persone che si sono presentate stanotte, 12 sono risultate positive. Molte hanno scelto l'orario notturno per motivi di lavoro o perché i sintomi si sono presentati la sera. L'invito dell'ULSS è di presentarsi la notte solo se la prescrizione è stata fatta in orario tardo pomeridiano. Tanti ovviamente sono arrivati magari in condizioni di febbricola e per avere la garanzia di non avere il Covid si sono presentati. Noi speriamo che questa sera ci sia meno persone, andrò a verificare anch'io personalmente, però devo anche dire che effettivamente un punto così serve, perché poi serve a tutta la provincia. Intanto continua a crescere il numero di contagi nella Marca e di focolai, soprattutto quelli scoppiati in contesti familiari ed amicali, si diffondono a macchia d'olio, impennata nel numero dei contagiati dopo il pranzo in casa nel Solighese. Attorno al tavolo amici e parenti, ieri i positivi erano 15, oggi il numero degli infettati è salito a 30.